buongiorno. Siete qui per manifestare perché? Allora, intanto noi siamo ADI Assodanza Italia e siamo qua a manifestare perché la danza venga salvata, la danza assieme a teatro e a cultura. La danza non è uno sport e quindi non ha nessuna copertura. Gli sport agonistici si stanno allenando, ma i nostri ragazzi che si apprestano a fare anche delle carriere professioniste sono fermi e bloccati. Quindi siamo qua per questo, per appoggiare gli operatori dello spettacolo. Ci sono le condizioni per proseguire la vostra attività in sicurezza in questo momento? Allora, questo ovviamente lo devono dire gli esperti. Noi solo diciamo che non siamo gli untori, nel senso che le nostre scuole di danza seguivano dei protocolli ferrei, rigidi, distanziamento, mascherine, tutti i protocolli venivano rispettati. Credo che dovesse essere fatto prima, semmai, un controllo su chi non seguiva questi protocolli. Poi che la situazione sia grave, sanitaria, ce ne rendiamo conto, ma non siamo gli untori. Sono Buzacchi Marco e sono rappresentante per i Veneto SNAV CGIL e niente, noi chiediamo semplicemente di lavorare e forse non si rendono conto che dal 23 febbraio a noi hanno dato il lockdown praticamente fisso, senza nemmeno la possibilità di poter installare in tutti i comuni con delle attività all'aperto. Abbiamo tutte le procedure per poter lavorare, abbiamo le linee guida, abbiamo tutti gli aspetti e tutti i collaudi. E niente, noi siamo stati i primi a chiudere e siamo stati di nuovo chiusi in questo nuovo DPCM. La nostra possibilità appunto soltanto di dare la possibilità alle nostre famiglie di poter continuare appunto a vivere tutto lì. essere qui per manifestare la nostra presenza e dire al governo che se dobbiamo chiudere per questa emergenza sanitaria, che cosa può essere anche giusta, può essere considerata anche giusta, però dobbiamo avere un tavolo di discussione, fare delle scelte comuni e mettere in atto una serie di innovazioni per fare in modo che il reparto funzioni meglio per il futuro, funzioni meglio, sia più garantito, abbiamo dei lavori più sicuri,
siamo qua per dirlo questo. Quanto è importante la cultura anche in questo momento? Tantissimo, alla fine in questi momenti di lockdown e di pandemia, se la gente non avesse avuto la cultura e l'intrattenimento in generale, se a casa non avesse potuto ascoltare musica, vedere film e vedere spettacoli in video, sarebbe morta di noia, quindi noi serviamo a questo, a riempire il vuoto dell'esistenza, quindi siamo importanti.